Allora, che cos'altro emerge poi e che volete fare anche emergere con forza? Chiedo a entrambi, dopo non so chi mi può rispondere da questo evento. Poi vorrò parlare anche di una situazione sommersa che deve venire fuori perché si tratta di illegalità sommersa, in molti casi non palese, non visibile a tutti, perché come ho detto la cosa più semplice che anche i nostri telespettatori vedono è la persona che vende per strada, no? E lì è facile, l'imitazione, la cosa, però in realtà poi c'è tutto dietro una forma di illegalità anche molto molto pericolosa. E quindi che cosa ne potrebbe venire fuori lunedì? Allora, innanzitutto diciamo che lunedì, la giornata per la legalità, sarà anche un momento per fare il punto della situazione sull'applicazione di un importante protocollo siglato già nel 2011 con la Prefettura di Venezia, le associazioni di categoria, tutti i sindaci del Comune di Venezia e la provincia stessa di Venezia, che tra l'altro ricordo ci vedrà anche il soggetto che patrocina questa giornata. Faremo il punto della situazione e dell'applicazione di questo protocollo, dicevo, che è molto importante perché mette insieme tutti i soggetti, ovviamente tutte le forze dell'ordine e i soggetti della produzione, della vendita di beni e tutte le amministrazioni locali per attivare tutta una serie di misure che effettivamente sono già state attivate. E quest'estate credo che molti di noi avranno visto nelle nostre spiagge ronde, vigilantes, tutta una serie di iniziative che sicuramente stanno contrastando in maniera attiva la proliferazione dell'abusivismo. E naturalmente anche importante è capire che cosa succede dietro un garage, dietro un capannone, dietro quello che è il sommerso. Il protocollo si occupa anche di questo e sicuramente qui gli strumenti più importanti ce li hanno le forze dell'ordine, ma è evidente che, io dico sempre che noi cittadini, qui mi metto proprio nel piano dei cittadini, dobbiamo aiutare un po' le forze dell'ordine a fare quella che si suol chiamare con un parolone un po' di intelligence, cioè dare quelle notizie, quelle note, quelle cose che ci sembrano, che magari notiamo, eccetera, che possono essere molto utili alle forze dell'ordine per compiere delle indagini più accurate secondo poi le procedure che sono proprie della pubblica sicurezza. Questo è molto importante perché veramente i primi alleati delle forze dell'ordine siamo noi tutti, noi cittadini, sono i negozianti. Ricordiamo che molti dei nostri operatori si stanno dotando anche spesso con grandi sacrifici perché non sempre ci sono i soldi per coprire, di sistemi di videosorveglianza, di sistemi di antitaccheggio, sistemi che consentono magari spesso di documentare scene, attività che poi possono essere finalmente contrastate. E sul sommerso indubbiamente noi non abbiamo, come associazioni di categoria, non possiamo contrastare se non appunto segnalando alle forze dell'ordine quello che non va, insomma, detto in parole molto semplici. Però la questione del sommerso è sicuramente del sommerso, delle produzioni sommerse, perché molto di quello che è falso, molto di quello che non è a norma, naturalmente non può che essere oggetto di sommerso, anche di traffici internazionali sommersi. Esatto, di traffici. Il danno reale all'economia e quindi in senso anche molto pratico di chi opera invece correttamente, della persona onesta, di chi cerca nei limiti del possibile di comportarsi in modo etico e di non infrangere la legge, in che termini si va a tradurre? Ma si va a tradurre in molti termini. Diciamo che viene colpito il consumatore perché sostanzialmente viene turlupinato, non capisce più qual è l'indirizzo giusto sul mercato, o compra delle cose che pensa che abbiano valore, invece ne hanno un altro. Di fatto il falso costa pochissimo, è una cosa che costa il 10% di quello che costa produrre il capo vero, se parliamo di moda. Esatto, però se la persona, quello che magari cerca di capire, la persona vede che è un capo falso e dice sì, io lo vedo, è un falso, ne sono consapevole, costa, faccio l'esempio, 40 euro invece che 400. Mi sta bene, il gioco per me vale la candela. Qual è il danno a questo punto?
Ma il danno, come dicevo prima, deve stare attento anche alla salute, soprattutto uno, perché rischia, con che cosa è fatto, con che rischia in questo materiali, senso, perché il eccetera. materiale, per costare così poco, evidentemente ci sono anche dei motivi. Esatto, infatti non può essere. Poi io penso anche che il consumatore dovrebbe capire e pensare come viene prodotto questo capo, questo oggetto, magari la borsa, l'oggettino in pelle, le cose che ci piace portare qualche volta. Non dico noi tutti, ma molti hanno comprato un prodotto falso. Bisogna pensare che dietro c'è la criminalità, dietro magari c'è la manovalanza di bambini. E io vorrei pensare a quella mamma che magari ha una borsetta in mano che è un falso e che quell'altra tiene il bambino, dovrebbe pensare che magari il bambino di un'altra mamma, magari di 7, 8, 10 anni, quella borsa gliel'ha cucita. Per cui c'è sfruttamento minorile, c'è questa criminalità. A volte non parliamo solo di estero, a volte purtroppo questa criminalità è presente anche in Italia, qualche volta anche al nord. No, infatti assolutamente, questo purtroppo è ben presente. Rispondendo al messaggio che chiedono che le persone oneste poi viene punita anche in modo pesante perché è riconoscibile, ha dei beni che gli vengono sequestrati, eccetera, oppure se non paga le tasse, e invece l'extracomunitario. Questa è sicuramente una delle tare più gravi della nostra legislazione. Guardi, io in questi giorni, proprio per preparare questa giornata, sono andato a trovare molti operatori proprio per sentire qual era la sensazione, ed è una sensazione di forte sofferenza, perché tutti quanti dicevano, certo, io ho un indirizzo, io ho un negozio, io ho una partita IVA, piuttosto, io sono immediatamente identificabile e pago. Sì. Se sbaglio, giustamente pago, mentre queste persone non si sa chi sono, non si sa se sono in regola, non pagano, se gli dai la multa, vabbè, non viene pagata, per intanto va a bilancio del comune, quindi qualcuno poi la dovrà pagare. Quindi il malessere è tutto giustificato. E qui probabilmente bisogna veramente fare una riforma della legislazione seria. Infatti stanno dando messaggi di questo tipo. È un appello che facciamo anche noi, ovviamente come associazioni di categoria, e ci sono delle disparità che non possono assolutamente più rimanere. Direi anche una cosa importante che stiamo notando ed è una cosa che ci preoccupa molto. La crisi, abbiamo visto, ha purtroppo chiuso molte fabbriche anche del nostro territorio, del nostro nord-est. Queste fabbriche sono state, sono state sicuramente il motore del nostro sviluppo, ma hanno dovuto anche assorbire molta manodopera extracomunitaria, che tra l'altro si è integrata anche e ha contribuito sicuramente alla crescita dell'economia del nostro paese e della nostra regione, ma in un momento di crisi queste persone si trovano senza lavoro, ma non con la struttura sociale che abbiamo noi, certo. Non c'è una famiglia e sappiamo già quali siano i problemi. Ebbene, è inevitabile che questi extracomunitari oggi siano attratti per evidenti motivi anche da questi fenomeni di vendita non abusiva. Abbiamo visto proprio una crescita, abbiamo assistito alla stagionalità, perché c'è una stagionalità anche quando vanno in ferie, ovviamente loro potevano, però non era così eclatante come adesso. La disoccupazione anche questa componente di disoccupazione ha notevolmente incrementato la presenza di abusivi. Lo abbiamo visto soprattutto nelle spiagge quest'anno, e credo che sarà un fenomeno che anche in questo caso dovremmo prepararci a gestire. Parlo naturalmente anche da parte delle nostre autorità. Riassumendo i messaggi, che sono anche abbastanza lunghi, che stanno arrivando. Allora, un messaggio diceva perché dobbiamo essere noi a tutelare la legalità quando i primi che devono fare le leggi a Roma sono quelli che ci danno esempi di non legalità. L'altra, non abbiamo forme di tutela sufficienti perché le forze dell'ordine sono poche, non intervengono se chiamate, e l'altra è ancora perché non vengono fatte delle norme chiare, efficaci, e non vengono fatte anche rispettare indistintamente per tutti, e solo gli onesti ne pagano le conseguenze quando fanno un piccolo errore. Questo è un po' in sintesi i messaggi dei nostri telespettatori, sti ultimi. Ma diciamo che un passo
importante con Confcommercio e Federazione Moda Italia, a livello europeo l'abbiamo anche fatto, nel senso che la Commissione europea sta tutelando, ha fatto passare praticamente una proposta da portare in Parlamento per quanto riguarda l'aspetto sanitario del prodotto, quindi l'aspetto salute del consumatore. Questa è una cosa assolutamente molto importante. La seconda, viene riposto l'obbligo di nuovo di mettere in etichetta la tracciabilità del capo, ovvero il made in. Questo consentirà al prodotto italiano, che è un prodotto di eccellenza, ad essere considerato tale, ad essere rivenduto come tale e soprattutto garantire in questo senso il cliente. C'è stata quindi la tutela del made in, no? C'è stata la tutela del made in, per cui adesso la cosa passerà in Parlamento europeo, è una cosa fresca perché è stata licenziata solo il 17 di ottobre, quindi pochi giorni fa, dopo pressioni che abbiamo fatto per tantissimo tempo. Ma non è diventata ancora legge? Non è diventata ancora legge, si sta procedendo per l'iter di legge, adesso deve essere analizzata dal Parlamento europeo e poi speriamo che possa diventare legge, per cui una risposta anche a queste mail. Molte leggi per la verità ci sono, basterebbe farle rispettare. Questo è quello che lamentano, che stanno prendendo messaggi continuamente. Ecco, questo è un motivo in più per dire adesso anche la comunità europea darà un contributo importante, perché c'è il problema che questi prodotti non transitano solo attraverso il territorio nazionale, bensì transitano attraverso triangolazioni sui territori, diciamo, comunitari. Da fonti esatto, ma non esiste un filtro comunitario, cioè quello che chiedeva prima forse una signora, diceva ma teoricamente io sto nell'Unione Europea, pensavo, forse si rifaceva il discorso dei cosmetici che lei diceva che è molto importante, io penso, ma è vero, mi viene spontaneo, vado in un negozio di certe catene che hanno prodotti che adesso si stanno moltiplicando spontaneamente, che hanno dei prodotti di cosmesi a prezzi bassissimi, è ovvio che è un allettamento, sono bellissimi, sono efficaci, eccetera. Speri che essendo tu nell'Unione Europea ed essendo questo prodotto entrato in un negozio, un marchio e tutto, sia un prodotto legale. Voglio ben sperare anch'io, lo do anch'io per scontato. Purtroppo... possono entrare uguali... Purtroppo il problema è sempre l'etichetta, il consumatore dovrebbe guardare bene l'etichetta. Adesso non è più necessario, non c'è più l'obbligo di scrivere made in Cina, per esempio. Non è più, questo è molto interessante. In effetti questa legge europea che viene riproposta, diciamo, dal Parlamento è quella di tracciare il made in. Quindi oggi non c'è l'obbligo di scrivere made in Cina. Questo obbligo che c'era è stato tolto praticamente circa 1 anno e mezzo fa. Noi abbiamo lottato come Confcommercio e Federazione Moda Italia perché questo obbligo diventasse ancora un obbligo, per cui se io vado a comprare cosmetico... è disorientante la situazione, è assolutamente non è così semplice, anche uno che volesse essere onesto, cioè ci mette, al di là giustamente della persona extracomunitaria che vende o comunitaria che si voglia, che vende per strada e che vabbè là ci arrivi perché se vendi una borsa di una certa marca a 40-50 euro è ovvio che, ma tutto il resto che ci sta dietro, e poi non voglio neanche accennare al discorso dell'alimentare, che c'è anche questo, sì. C'è un altro problema, ne parliamo subito dopo la pubblicità, pochi secondi di intervallo. Sì, un chiarimento per... Sì.